per YouTube e anche per Udem, adesso vediamo. Lei è il sindaco di Bonorva? Sì, io sono il sindaco di Bonorva. Sì, Mimino De Rio? Mimino De Rio, sì. Abbiamo azzeccato a primo colpo, quindi abbiamo buoni informatori. Quali sono le sue sensazioni su questa campagna elettorale? Solo direbbe una campagna elettorale strana, perché vede i due competitor sardi, Soru e l'altro Cappellacci. Però in effetti il fatto che il Presidente del Consiglio si disturbi tanto, quindi la trascorre sul weekend in campagna elettorale in Sardegna, la dice lunga sulla preoccupazione che si continui questo processo di cambiamento, di rinnovamento. Io, persona che ormai è lontano dagli schieramenti di partito, anche se rimango uomo di sinistra, osservo con preoccupazione il fatto che si ricordi oggi di questa Sardegna parlando di continuità territoriale, di benefici, mentre c'è ancora la Tirrenia che grazie alle coperture continua a fare il bel e cattivo tempo, e vedo comunque una forte partecipazione. Sto seguendo solo proprio per motivi miei personali di studio, sono appassionato di queste cose, e se si giocasse oggi come teniamo noi Saldoso, mano con mano, non ci sarebbe storia, non ci sarebbe partita. Ascolti, il ruolo dei sindaci in queste elezioni? Poco fa ho sentito una cosa che posso solo confermare senza nessuna demagogia: l'aiuto che abbiamo avuto noi sindaci, soprattutto i sindaci dell'interno, ci ha permesso davvero di dare delle risposte concrete ai bisogni reali della gente. Finalmente i sindaci non sono sentiti dire, come è capitato qualche volta, di quale schieramento politico sia, perché credo il sindaco di Bonorva è quello che è schierato, ma gli interventi fatti nella provincia di Sassari per il comune di Alghero, il comune di Villanova Montaleone, dove poi il sindaco è candidato, la dica lunga sul fatto che questo presidente, questa giunta regionale ha privilegiato finanziamenti per le esigenze della gente, non per i pericoli politici. Ne sono convinto di questo. Che cosa si augura? Ovviamente, banalmente, che vinca solo. Mi auguro che continui il rinnovamento di questa Sardegna, ne abbiamo diritto di farlo. Grazie.